Daniele Castagna, vicepresidente del coordinamento di settore seminativi e grandi colture di Confcooperative Federagripresca Nazionale. Oggi un focus sull'intero settore e con uno sguardo anche a quello che sarà il futuro. Qual è lo stato di salute? Lo stato di salute è molto complicato, che deriva da un'annata difficilissima, da anni in cui prendiamo atto di un cambiamento climatico che è in atto, per cui alcune problematiche, pensiamo soprattutto alle microtossine ma anche alla siccità, stanno cambiando il modo di approccio alle colture dei seminativi. Ormai il mais non si semina più dove non c'è l'acqua, quindi questo è chiaramente un cambio epocale. Difatti il calo degli ettari deriva sia da questa problematica ma soprattutto anche dal fatto che proprio il mercato non ci dà risposte e quindi facciamo fatica. Questo è un convegno molto importante, è il terzo anno se non sbaglio che ci troviamo qui in Veneto su questa giornata del mais. Emilio sta facendo un grandissimo lavoro per salvare questa cultura e per dare di nuova redditività. È un obiettivo che abbiamo tutti, credo, perché il mais rappresenta qualcosa di essenziale per le nostre filiere, se pensiamo al grana padano, al parmigiano reggiano, ma soprattutto al San Daniele, al prosciutto di Parma, che hanno dei disciplinari molto stretti in cui almeno il 50% della produzione dell'alimentazione deve essere di origine nazionale. Quindi difendere il mais vuol dire difendere anche questo tipo di queste produzioni tipiche che sono un po' il fiore all'occhiello della nostra agricoltura. Se si guarda al futuro, quali sono le prime azioni da mettere in campo? Ma proprio mi viene spontaneo a pensare a quello che è successo in Veneto pochi giorni fa in occasione della Fiera di Verona, in cui tutte le organizzazioni professionali agricole hanno firmato un intento sull'applicazione delle TEA. Questo è sicuramente un cavallo di battaglia che nei prossimi anni può darci una mano, soprattutto dal punto di vista della difesa delle piante e anche come piante resistenti alla siccità, quindi per migliorare la coltivazione del mais, per dare di nuovo reddito alle aziende agricole. Quindi credo che questa veramente delle TEA sia una delle cose in cui ci crediamo molto. Ecco. Quanto è importante la cooperazione? Io vengo da un'esperienza friulana, parto da qui perché mi viene bene, insomma. Vengo da un'esperienza friulana in cui nell'ultimo anno 4 cooperative si sono aggregate e hanno formato una struttura unica di oltre 60 milioni di fatturato. La cosa positiva, oltre al fatto di aggregazione del prodotto, eccetera, è che abbiamo scoperto che la politica è interessata a queste fusioni, a queste aggregazioni di prodotto e anche i privati alla fine vengono a cercarci perché siamo diventati qualcosa che sul mercato rappresenta un'entità importante, per cui il confronto con noi è qualcosa di importante. So che anche in Veneto si sta facendo un'operazione simile, io credo che questa sia la strada, l'aggregazione del prodotto sia una strada per valorizzare meglio i nostri prodotti, mais ma non solo. Emilio Pellizzari, presidente del coordinamento di settore seminativi e grandi colture di Confcooperative Federagripresca Nazionale. Un nome molto rappresentativo, soprattutto se si parla di mais. Sì, è un tema molto lungo, infatti quando parliamo di cereali, in realtà l'Italia del Nord, che io sono qui un po' a rappresentare, si occupa essenzialmente di mais cooperativo. Le nostre cooperative nascono per il mais e tuttora stanno lavorando il mais. Solo che quello che sta succedendo, quindi tutta l'importazione e tutto quanto, le nostre cooperative sono ormai ridotte al lumicino perché stiamo lavorando al 40% delle nostre potenzialità. Sta sparendo questa cultura per una serie di vari motivi che ne parleremo nel convegno e questo convegno ormai portato al terzo anno ci aiuta un po' a capire quello che sta succedendo e capire se ci sono ancora potenzialità per questo settore. Di fatto lei è un veterano del settore, ha visto dei cambiamenti che lo portano a pensare ad un futuro migliore? Allora, se devo vedere i cambiamenti penso che andiamo in peggiore, non in migliore. Quello che ho capito è una cosa, che noi agricoltori dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare tantissimo con la ricerca, con la sperimentazione, lavorare con gli studi universitari, quindi con l'università e con tutto quello che può darci da mano per risollevare il settore.
Io non sono quello che guarda sempre gli altri, dobbiamo veramente noi unirci anche con l'agricoltura di precisione che sta avvenendo adesso, con tutto quello che la meccanizzazione ci aiuta a fare, in maniera che questo settore possa essere ancora un settore importante. La cooperazione può quindi avere un ruolo chiave in tutto questo? È il titolo proprio di questo convegno. La cooperazione penso che sia fondamentale perché i produttori che fanno mais, l'abbiamo un po' visto anche insieme alle cooperative, non sono grandi proprietari terrieri. Quindi effettivamente l'unica maniera per avere ancora un reddito aziendale è proprio quello di metterci assieme. Prima di tutto per la sfida dei mercati e secondo anche per cercare di fare un'agricoltura, cercare di fare un mais più competitivo. Questo secondo me è fondamentale. L'aggregazione, chiamiamola aggregazione, chiamiamola cooperativa, chiamiamola, tutti siamo ormai, dobbiamo metterci assieme, altrimenti abbiamo perso la scommessa. Fabio Perini, presidente di Fedagripesca Lombardia, oggi però in Veneto per parlare di mais, una materia che lei conosce molto bene. Sì, innanzitutto perché ormai sta diventando il momento principale nostro di coordinamento tra le 5 regioni maidicole del nord Italia, quindi non si può non venire oggi qui a Vicenza ad affrontare il tema del mais. Qual è la situazione nella regione che lei rappresenta? Ormai il problema della maisicoltura è che, come in tutti gli anni, si continua gradualmente a un lieve decadimento di quelli che sono le superfici e questo ci mette in grosse difficoltà. L'annata 2024 è stata molto difficile perché comunque i cambiamenti climatici hanno fortemente condizionato la produttività e la capacità anche di semine. Noi abbiamo avuto zone nell'Alto Milanese, Cremasco, Cremona che hanno finito le semine a metà luglio, quindi con dei grossissimi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento poi delle stalle da latte e da carne. Come si guarda dunque al futuro? Allora, il futuro è un futuro in cui dobbiamo cercare di far filiera, una filiera che cerchi di valorizzare quelle che sono le nostre produzioni nazionali, ma soprattutto metterle in correlazione con le grandi DOP che noi abbiamo. La Lombardia ha le grandi DOP, come tutte le regioni Piemonte e Veneto, del latte, ma anche le DOP della carne e della salumeria, e il mais è la prima fonte alimentare di queste grandi DOP, quindi la tutela passa attraverso la capacità di coordinare le produzioni cerealicole, che mais, ma anche quelle del feed, con le nostre grandi DOP che abbiamo sui nostri territori. La cooperazione dunque ha un ruolo chiave. Certo, come in Veneto, anche in Lombardia abbiamo un distretto di cereali che raggruppa tutte le cooperative cerealicole lombarde e che ci fa da coordinamento con la regione proprio per cercare di creare delle linee strategiche di investimenti per difendere quelle che sono le filiere fondamentali. Filippo Bertello, consigliere di Fedagripesca Piemonte. Qual è lo stato di salute del mais nella regione che lei rappresenta? Ma lo stato di salute del mais quest'anno è stata un'annata molto particolare per effetto del cambiamento climatico e c'è stata una piovosità non indifferente, le produzioni sono state leggermente più basse rispetto all'anno precedente, con dei problemi anche dal punto di vista sanitario, ecco. Per cui è stata un'annata molto molto pesante, ecco. Le superfici per effetto comunque della nuova PAC che non aiuta comunque la coltivazione del mais sono anche diminuite leggermente, ecco, per cui la produzione in Piemonte diminuisce, insomma. Come si guarda al futuro? Ma il futuro, io sono convinto di una cosa che è molto importante secondo me. Il compito che ha l'agricoltura è quello di sfamare comunque il pianeta con dei prodotti sani, che vuol dire produrre cibo per tutti. Per produrre cibo per tutti bisogna usare 3 strumenti, che una è la meccanica, possibilmente di precisione, la chimica e la genetica. Piaccia o no, non possiamo farne a meno, perché oltre a sfamare il pianeta ci chiedono di produrre energia, ce l'hanno chiesto nel 2000, adesso ci chiedono di produrre carburante anche. L'agricoltura non riesce a soddisfare tutte quelle esigenze se non ha questi strumenti. Per cui anche a livello comunitario io sono preoccupato per quel motivo lì, perché comunque le piante vanno curate, quando una persona non sta bene va in farmacia e non possiamo farne a meno, allora chiudiamo tutte le farmacie, ecco.
Le piante vanno curate per avere dei prodotti sani e produrre anche un certo quantitativo. Ecco. Quanto è importante fare rete, fare cooperazione per affrontare questa tipologia di problemi che di fatto gli agricoltori si trovano ad affrontare ormai ciclicamente? Allora, sull'aggregazione è un passaggio obbligatorio. Io vedo che comunque le aziende agricole stanno esaurendo la loro autonomia sul mercato, saranno comunque costretti ad aggregarsi. Penso che per la cooperativa sia lo strumento per eccellenza per l'aggregazione, perché poi la cooperativa comunque è ancorata ad un territorio, non delocalizza, non c'è comunque la speculazione, è uno strumento fondamentale. E anche dal punto di vista sostenibilità. La cooperativa la sostenibilità ce l'ha non per convenienza, ma per appartenenza, perché i soci comunque vengono trattati tutti nello stesso modo e questa è una sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale. Il prodotto arriva dal territorio e questa è sostenibilità ambientale. Sostenibilità economica, perché la cooperativa comunque deve chiudere il bilancio a pareggio. Per cui è uno strumento importantissimo. Ilaria Alberti, ricercatrice di CREA, il centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali. Che il mais abbia subito tutta una serie di criticità, questo è ormai cosa nota, però voi guardate al futuro. Sulla base dei numeri dello studio che portate oggi all'attenzione di questo convegno, l'idea è quella di poter veicolare un modello. Diciamo che più che un modello vogliamo cercare di fornire nuovi elementi, nuovi input proprio per supportare al meglio le aziende nella parte decisionale per la gestione e il controllo delle micotossine. Non parlerei di un vero modello, però parlerei proprio di una serie di informazioni e dati che possono essere particolarmente utili per indirizzare le scelte tecnico-agronomiche delle aziende nel momento che può essere più critico della coltura, cioè dal momento della fioritura sino alla fase finale di produzione della granella. Si parla di direttive che potrebbero essere esportate in qualsiasi tipo di territorio? Direi di sì, se tecnicamente riusciamo a verificare che funzionano questo sistema di validazione della presenza del patogeno che è in grado di produrre la tossina e se i numeri che riusciremo a tirare fuori da questa sperimentazione sono validi e validanti, potrebbe essere un dato particolarmente utile non solo nel territorio dove stiamo lavorando ma anche nel territorio extra, questo sì. Il vostro studio di fatto è partito dal problema. È partito non dalle micotossine, è partito dai funghi che producono le micotossine, perché noi rappresentiamo una parte di patologia, siamo patologi vegetali e quindi ci siamo sempre occupati del fungo e dei funghi che sono presenti nel seme. Abbiamo traslato tutte le nostre conoscenze e competenze in questo aspetto particolare dei funghi micotossigeni per cercare di capire se riusciamo in qualche modo, cercando di quantificare il fungo, di trovare una corrispondenza sul quantitativo di micotossine finali che abbiamo nei campioni di granella. Ma è un lavoro che non è particolarmente semplice, sarà forse lungo, però forse abbiamo pensato di trovare una via migliore per poterlo fare, una via più utile e applicabile soprattutto dal punto di vista scientifico. Paolo Tiozzo, presidente di Confcooperative Veneto. Oggi il focus è sul mais, ma di fatto è l'intero comparto che viaggia all'unisono e lavora in sinergia per uno sguardo di cooperazione verso il futuro. Oggi qui in Veneto le grandi culture fanno questo convegno nazionale. I temi sono sempre all'ordine del giorno, cioè il clima piuttosto che le normative europee o le normative ancor peggio quelle regionali che hanno bisogno di essere riviste per puntare ad un rilancio del settore. L'aggregazione, la cooperazione e qui oggi Confcooperative è sul pezzo come sempre e saprà dare le risposte più coerenti per il momento, magari riuscendo anche a fare delle proposte che portino il settore ad essere più aggregato di come lo ritroviamo in maniera tale da poter essere in grado di produrre un buon grano, un buon mais in un territorio come il nostro che ha sempre bisogno di essere valorizzato, ma a maniera e modo di avere un valore aggiunto, quello italiano. Raffaele Drei, presidente di Confcooperative Federagripresca Nazionale. Dei settori che hanno il loro peso nell'intera economia nazionale e che al giorno d'oggi stanno vivendo un momento di criticità.
Sì, momenti di criticità per la verità in questi ultimi anni li hanno vissuti tutti i settori e quindi il mais o i cereali più in generale non sono sfuggiti ai temi del cambiamento climatico in modo particolare, con tutte le conseguenze che abbiamo visto poi sulla qualità del prodotto e sulla fruibilità di questo prodotto per quelle che sono le produzioni diciamo a maggior valore aggiunto, come per esempio tutto il tema delle DOP che riguarda quindi l'alimentazione animale, la produzione del latte e quindi credo che ci siano alcuni nodi che vanno affrontati a partire da una riforma della PAC che riprende in mano le tematiche del sostegno al settore agricolo in un'ottica quindi non solo di negazionismo di utilizzo dei mezzi tecnici, ma di utilizzo corretto dei mezzi tecnici finalizzati alla produzione alimentare. Il mais è un anello fondamentale alla base della produzione alimentare per molti nostri prodotti come prima accennavo. E quindi anche questo, per quanto non sia quello che più visibilmente lo si nota magari sui banchi di vendita, però è qualcosa da sostenere assolutamente per mantenere l'intera filiera. Quindi la PAC sicuramente che va vista in una logica diversa. Devo dire che la prima comunicazione del commissario Ansel in qualche modo ci ha dato un po' di speranza perché le logiche sembrano cambiate. Però è chiaro che rispetto a questa prima comunicazione si attendono degli atti concreti. Poi c'è comunque un tema della ricerca che va fortemente incentivato, attenzionato e incentivato. C'è un tema che riguarda l'ETEA, le nuove tecnologie di evoluzione assistita, sulle quali la Comunità Europea, forse un po' tardivamente, però prendiamo la situazione di oggi, ha dato un'apertura sia sulle sperimentazioni in laboratorio, ma oggi anche sulle sperimentazioni in campo e quindi anche questo è un tema che va assolutamente seguito perché per continuare a produrre nelle condizioni diverse che purtroppo oggi ci troviamo ad affrontare è chiaro che non possiamo aspettare gli storici strumenti di selezione e di ricerca che comportano a volte decenni di ricerca per ottenere un risultato. Le TEA sono un formidabile acceleratore rispetto a queste necessità. Silvio Dani, presidente di Federagripresca Veneto Confcooperative. Oggi si parla di mais, una coltivazione che ha subito non poche disturbi dal punto di vista ambientale e che di fatto, se si guarda al futuro, un po' si arranca. Sì, qui oggi siamo a fare un focus su quello che è la difficoltà che il mondo cerealicolo, in particolare il mais, sta vivendo, perché il nazionale ha perso quasi il 50% di quella che è la produzione del mais negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, sempre più difficili da prevedere. E anche questo Green Deal che ci mette nelle condizioni di non poter difendere le culture in maniera adeguata. Quindi Federagripresca Veneto oggi fa il secondo incontro rispetto al primo che abbiamo fatto venerdì scorso, che fa un focus sui cereali, ma ne avrà un altro venerdì prossimo sull'etero caseario, perché Federagripresca raggruppa tutti quanti i settori produttivi a partire dal lattiero caseario, il zootecnico, il cerealicolo, grandi culture, il vitivinicolo, l'ortofrutta e anche la pesca. Per uscire da situazioni di impasse come quella che sta vivendo la coltivazione del mais, quanto è importante la cooperazione? Sicuramente la cooperazione è un agevolatore per quanto riguarda il raggruppare e mettere insieme tutti quanti i produttori, in quanto condivide e suddivide i costi fra tutti quanti le aziende per far sì di concentrare le offerte in modo tale da riuscire a spuntare un prezzo maggiore, perché altrimenti se fosse ogni azienda agricola sul mercato da sola verrebbe sicuramente portata al ribasso quella che è poi la quotazione del prodotto singolo. Perfetto. Allora, Federico Caner, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, agricoltura e non solo. Oggi siamo qui al convegno organizzato da Confcooperative Federagripresca Veneto e nazionale per parlare di mais. Allora le chiedo, le cooperative di coltivatori di mais e di agricoltori in generale, cosa chiedono alla Regione e cosa è in grado la Regione di rispondere e di dare a loro? Credo che i coltivatori chiedano un po' più di sicurezza su quello che sarà il futuro delle nostre produzioni agricole e chiedono degli interventi alla Regione Veneto come anche allo Stato e penso anche alla Commissione Europea di aiuto per poter continuare a seminare mais, frumento, soia, tutte le nostre
erbacee che diventano fondamentali anche per il sostegno del territorio. Questo noi cerchiamo di farlo con i bandi anche nostri del CSR, ma l'aspetto più importante riguarda, secondo noi, gli investimenti che dobbiamo fare come Regione e anche a livello italiano sulla ricerca e l'innovazione tecnologica, perché come abbiamo visto dal convegno odierno, alcune situazioni insomma, legate diciamo, alle aflatossine, non solo, insomma, a tutte queste situazioni che mettono in difficoltà le nostre produzioni, le possiamo affrontare grazie alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Ecco che da qui il tema dell'aggregazione diventa fondamentale. Aggregarsi significa poter affrontare queste sfide in maniera più importante, oltre che sul mercato nel momento in cui si va a vendere il prodotto, ma anche per cercare di fare massa critica comune su tanti aspetti. Quindi direi che la parola d'ordine è aggregazione. Quindi il futuro, visto che nel titolo del convegno c'è coltivare il futuro, c'è qualche possibilità di speranza? Ma io credo che la speranza ci sia, anche perché, come abbiamo visto in chiusura di questo convegno, l'Unione Europea deve tornare a produrre cibo. Nel dopoguerra lo faceva per sfamare le persone, poi siamo andati verso una direzione diversa legata più alla qualità e non alla quantità, però è anche vero che se tanto mi dà tanto, con un mondo che continua a crescere e va verso ai 10 miliardi di persone e con una situazione geopolitica internazionale difficile, dove i grandi, diciamo, paesi, i competitor ragionano per proprio conto, pensiamo agli Stati Uniti, alla Cina, alla stessa Russia, anche l'Unione Europea si deve rafforzare e quindi non può più delegare ad altri questo processo produttivo, ma lo deve fare internamente. Ecco che da qui bisogna cambiare la visione del Green Deal, che non può più essere legata solo all'aspetto ambientale, che è sicuramente importante e che va preservato, ma con un'ottica anche non solo alla redditività delle aziende agricole, ma soprattutto alla produzione. E tra la produzione ci sono anche i seminativi che purtroppo erano stati abbandonati, erano diventate delle commodity che di fatto erano state delegate ad altri paesi che noi importavamo con dei limiti legati alle micotossine che in certi casi arrivano anche a essere 25 volte superiori ai nostri. Quindi significa che noi andiamo ad acquistare dei prodotti, no? dei seminativi che sono diciamo, diversi rispetto ai nostri, meno sicuri tra virgolette, e di conseguenza insomma, non c'è reciprocità e ci mette in grave difficoltà.